Palazzo Pretorio di Lendinara si trova nell'odierna piazza Risorgimento della città polesana. È uno degli edifici più antichi del centro storico, in quanto risale alla fine del XIV secolo. Fu costruito come castello per i rappresentanti civili e militari della Casa Estense, a cui apparteneva il territorio. In seguito divenne la sede anche del governo veneziano sulla città. Il complesso è costituito dalla Torre Maestra, alta 25 metri, e da un edificio più basso, sempre in mattoni, con merlatura. Sulla facciata a mezzogiorno si apre un grande portale. Dopo la caduta della Repubblica di Venezia, fino ad epoche più recenti, fu utilizzato come prigione ed in seguito, agli inizi del XXI secolo, fu la prima sede della mostra di presepi. All'interno, nell'ambiente che forse era la cappella del palazzo, si trova un affresco raffigurante la Madonna in trono con bambino del 1509, attribuito a Boccaccio Boccaccino.